Allora, parlavamo di rivedere un po' le spese, i trend domestici che a volte sì, sono fuori dalla portata delle persone, ma non se ne vuole rendere conto, ci si rende conto ma non si può rinunciare. Ieri parlavate di crescita economica italiana, ora invece dei problemi delle famiglie con le bollette e tasse elevati dei mutui che mettono in ginocchio le famiglie. Ma l'Italia come va, Gianni da Padova? No, l'economia delle aziende, effettivamente vari test che sono stati, cioè, anzi varie indagini fatte attestano buona crescita, non altrettanto per quel che riguarda le entrate delle famiglie italiane, dove c'è una decurtazione dei conti bancari, no? Risulta anche a voi? Allora, io dico al signor Gianni che tra le pieghe della sua domanda, capisco che è retorica, come andiamo, non dico andiamo male e non dico neanche andiamo bene, perché l'economia è una cosa, cioè l'economia è come dire, l'involucro più grande, stiamo tutti in una bolla, poi dentro quella bolla bisogna vedere quanta parte diciamo, di quel benessere ritorna al cittadino. Quanta parte e a quanti cittadini ritorna quel benessere. Allora, dire che effettivamente l'economia sta andando bene, nessuno lo può dire. Sono aumentate le esportazioni, importiamo di meno ma facciamo più prodotto interno lordo, per carità, tutto benissimo. Ma poi alla fine, no, il signor Gianni ha detto, ma come andiamo? Ecco. Ogni cittadino, e stavamo parlando prima durante l'intervallo con Elena, ogni cittadino ha una propria come dire, percezione di quello che sta succedendo, in base alle proprie, chiaramente a quelle che sono il suo momento, può essere un momento di crescita economica, felice, dove sta guadagnando bene, poi ci sono una parte di quelli che dicono no, non sta andando bene perché sarà andata bene l'economia, però a me mi è arrivata la bolletta di 2.000 euro, del gas mi è arrivato, il mutuo me l'hanno alzato, lo spread al 2,5% e quant'altro. Per cui, no, al di là delle percezioni e al di là anche della propaganda, no, certo, sì. Io penso che ognuno di noi, no, può farsi un'idea solo ed esclusivamente guardando intorno cosa sta succedendo: energia, alimentari, trasporti, avevo dimenticato, trasporti, dove qualsiasi tipo di aumento, no, sta portando sempre di più le persone a dover affrontare non 3 nemici, ma 5, 6, 7, e deve chiaramente, come diceva giustamente la nostra cara conduttrice, ci porta poi dopo a fare delle scelte, le scelte consapevoli le chiamiamo noi, poi dopo qualcuno le chiamerà le scelte della disperazione, no? È come quando un allenatore mette 4 attaccanti, no, per segnare e poi ne becca 4 perché ha messo 4 attaccanti. Ecco, le scelte consapevoli partono dal presupposto che ognuno di noi, no, nel suo piccolino, con le sue scelte consapevoli, riuscirebbe forse nei momenti di maggior crisi o di disperazione a trovare delle piccole soluzioni. Adesso poi dopo magari affronteremo altri argomenti, ma se abbiamo parlato, per dire, dell'energia, perché io sono il presidente dei consumatori, non sono l'esperto di commercio, di industria, di artigianato, eccetera, io poi dopo mi rendo conto che devo ragionare con quelle che con quello con cui mi confronto ogni giorno, la vita di ogni giorno, da quando mi alzo la mattina, vado al bar a prendere il caffè, cominciamo a parlare di quello, cominciamo a parlare del fatto che c'è qualcuno che ha cominciato a non andare più al bar ogni giorno a prendere caffè e cappuccino. Sono aumentati anche là i prezzi, cioè senza perché sono aumentati i prezzi? Cioè. Vediamo quindi che ad azione corrisponde reazione, ma non perché la gente si incarognisce e dice no, non vado al bar perché ha aumentato il caffè di 10 centesimi, ma perché, grazie che me l'hai rincarato, ma perché oggi, no,
abbiamo molti più stakeholder, cioè si chiamano pubblici interessati, per cui se mi aumentano i nemici intorno, perché sono nemici a un certo punto, no? Io li devo tenere a bada tutti quanti, quindi devo cominciare da ognuno di loro, no? Come dire, a prelevare un po' dei loro benefit a mio beneficio. Per cui, e chiudo qua la faccenda senza fare tante prosopopee, la cosa più importante in questo momento non è se l'economia va bene, ma quello che ha detto Gianni: ma io come sto? Che significa? Retoricamente può darsi che Gianni avrà potuto pensare sto male perché prima si stava meglio quando si stava peggio, ma tutti lo dicono, ma nessuno lo pensa, tutti lo pensano ma nessuno lo dice. Però c'è una verità che oggi, e ne parleremo dopo per quanto riguarda gli altri settori del consumerismo, no? Addirittura al di là di quello che poi dopo i giornali, la propaganda, che cosa reciti, poi ci sono la realtà di ogni giorno con cui mi vado a confrontare, dalla spesa alimentare alla spesa per i trasporti, alla spesa per quanto riguarda le mie abitudini personali, per non parlare poi delle spese casa, banche, mutuo, accessori. Abbiamo accennato il discorso delle banche, vi prego, no? Di non farvi prendere come dire, dall'angoscia, dal panico. Quando vengono da noi le persone che dicono come faccio a passare dal tasso variabile al tasso fisso, non fatevi prendere dall'angoscia, aspettate un attimo, riflettiamo bene, vediamolo, perché se poi dopo devo cambiare, devo fare una surroga per andare a fare un tasso fisso in un'altra banca, che poi dopo abbiamo scoperto, tra l'altro, che magari ti tratta anche bene o si vede che ti tratta bene e poi dopo ti bastona sulla cotella, la chiamiamo giù in meridione, sulla nuca, perché ti mette delle spese sul conto corrente, o delle condizioni che non sono accettabili, allora vedi, da una mano, con una mano ti ho dato e con l'altra ti ho tolto. Quindi bisogna stare molto attenti quando si va in surroga o andare quando si va in banca, e bisogna essere anche non sudditi. Ricordatevi che le banche sono oggi necessarie, indispensabili per l'economia, però sei tu il correntista. Oh ragazzo, metti tu la tua busta paga a loro e gli dai da mangiare a tutto l'apparato, con i tuoi soldi, con i tuoi risparmi, con le tue buste paga, con i tuoi debiti, con i debiti specialmente perché si pagano molti più interessi, per cui questo... Ecco. Eccolo qua. Caro Taurino, questo proprio mi ha chiamato proprio. Sì. Il vero problema è la speculazione in tutti i settori economici, soprattutto alimentare. In 2 anni più del 20% di aumenti, alcuni prodotti anche 80%. Sì, questo è da controllare perché poco giustificato. Qui andiamo a bomba alla spesa alimentare, che prima abbiamo solo accennato, no? Commissione prezzi eccetera, ma ne parlavamo anche fuori onda. L'aumento dei prezzi e consumo è veramente aumentato tantissimo. Dopo le persone magari, come si sente anche un po' raccontare, rinunciano alla qualità per forza di cose, chi non può rinuncia alla qualità e va a prendere un po', si muove per le offerte, un po' per gli hard discount di fatto, però rinunciando ai prodotti a marchio, facendo delle scelte anche di tipo alimentare che magari non sono estremamente salutari, però è costretta, perché veramente ci sono delle cose che sono vergognose. Ma anche io mi chiedo, aumenti tanto il prezzo, sarà giustificato dalla famosa filiera troppo lunga, ma alla fine quei prodotti restano lì, che se ne fanno? Vanno in scadenza. Adesso mi infervoro perché penso che chi ha scritto sicuramente ha voluto subito entrare nel merito di quello che avrei dovuto dire adesso, glielo dico già. Caro Taurino, mi dice come mai aumentano dal 20 all'80% eccetera. Io dico, caro signore, io sabato dicevo a Elena, sono andato a fare la spesa perché mi ritengo uno fortunato che gli piace, si rilassa quando va a fare la spesa alimentare, chiaramente, perché si vede poi dopo, insomma, la spesa alimentare per me è necessaria, indispensabile.
E ragionavo con la mia compagna, quando ho preso lo scontrino in mano, ho detto, accidenti, ho detto, guarda, mo vado in commissione prezzi e mi diranno che è aumentata del 12-13% l'inflazione. Qua prendiamo Ma dei campioni. su quali beni? Solo il 12. Facciamo allora quello che stavo dicendo, no? Le scelte consapevoli. Facciamo una cernita, ho preso lo scontrino e siccome sono un bastardo nato, ne avevo uno dell'anno scorso. Siccome sono anche abitudinario, perché bene o male, no? Ma tutti prendiamo le stesse cose. Marchio, cioè, stessa pasta, più o meno, no? Sì. Perché poi dopo siamo anche così un po', no? Arriviamo proprio a scelte autistiche, anche nei percorsi, che ci fanno fare loro, oltretutto, e ho scoperto 82 euro, avrei pagato 57. Mi sono fatto un calcolo, ho detto, no, non mi torna il 13, mi torna il 25. Allora ho pensato, bah, vabbè, sarà questo momento, eccetera. Poi ne ho preso uno dei 6 mesi fa e ho visto che eravamo già 6 mesi fa, eravamo là 76, 70. Ho fatto il confronto con gli scontrini. Io penso di averle già risposto. Cioè, che se a me dicono che l'economia sta volando, che siamo al 6%, al 3%, al 18%, eccetera, sta volando anche i prezzi degli alimentari. Perché i beni alimentari sono quelli che aumentano di più? Perché dovranno dire, ma come hai detto tu Elena, ma c'è il trasporto, c'è il packaging, eccetera. Quindi se è aumentato tutto, ma se è aumentato tutto del 13%, no, in teoria. Perché aumenta del 30% il formaggio che compravo l'anno scorso? No, l'anno scorso, a aprile scorso, maggio. Perché è aumentato del 30% e non del 13%? Perché il foraggio è aumentato ancora di più, perché il riscaldamento per le stalle è aumentato il riscaldamento, il raffrescamento, perché i frigoriferi adesso consumano la luce, Boeing, arrivano le bollette. E dove le caricano? Sempre dove metti qualcosa in bocca, che sono gli alimentari, che sono il terminale di tutte quelle che sono le politiche, no? Allora, vogliamo incominciare per esempio, mo faccio il polemicone proprio, vogliamo per esempio dire che l'IVA su certi prodotti, no, dovrebbe essere abbassata, quelli di prima necessità? E perché questa associazione di consumatori... Porca miseria, lo stiamo facendo da tanto tempo, cioè, non è che possiamo sostituirci alla sinistra, alla destra, al centro, sopra e sotto, politici, poi bravi, belli, intelligenti, eccetera, e poi dopo gli diciamo, ragazzi, ma l'IVA è vitale, ma l'IVA... Sì, ma allora favorisci delle scelte di consumo orientandole in un certo modo, anche abbassando l'IVA, come hanno fatto sui pannolini, perché dicono così fanno la gente più figli. Io sto cominciando a dubitare che abbassando l'IVA solamente su alcuni articoli si riesca a rimettere in moto, perché se la gente non ha i soldi in tasca per spenderli non puoi fare, e quando vai al supermercato i soldi o ce l'hai, non è che ti fanno un fido. Se ti compri l'iPhone 48 rate puoi anche morire dopo 2 anni. Pensa, lo fanno anche uno 70 anni, fanno anche le rate. Magari questo qua ci lascia le penne e loro l'iPhone l'hanno perso. Ma se lo ritirano. Sugli alimentari, no? Non si fanno sconti, non si fanno rate. Uno alla fine fa quella politica, o deve scegliere il discount, questo e quest'altro. E poi al caro che mi ha chiamato caro Taurino, se dovessi cominciare a censurare la pubblicità in televisione, perché sono un appassionato, no, di tutte le storture della pubblicità. Allora, sempre la mia compagna, prendiamo una confezione surgelata di un prodotto. Non diciamo cosa. Non si dice niente. La confezione surgelata di un prodotto. La prendiamo a settembre scorso. L'abbiamo presa la stessa confezione, stesso prodotto, stesso produttore, eccetera,
E mia compagna mi dice, ascoltami Sergio, mi pare che qua manca Qualcosa, un po' di peso. Sì, non se dal numero se n'era accorta. Ha detto, prima erano 4 pezzi in questa confezione, adesso sono 3. Sì. Cioè lo stesso prezzo con un pezzo in meno. Sì. Molte pubblicità, anche dei discount, no? Ti dicono, ti do il prosciutto cotto a tot. Ma poi dopo vai a vedere e vedi che il peso, no? Facendo la moltiplicazione, cioè, quindi costa tanto quanto. Allora, hanno attenzione. abbassato il peso, hanno abbassato le confezioni, a posto di 400, 350 grammi. Tu non te ne accorgi. Stai là. O 500 tipo, passa a 4,50. Anche la frutta, anche la verdura. No, torniamo su questo. Mi fermo qui. No, ci fermiamo qui, parliamo anche di energia e di altro dopo la pubblicità.